I tecnici sono presi ad esempio dai giovani come modelli di comportamento e devono comprendere la pesante influenza che le parole e gli atteggiamenti hanno nei confronti degli atleti che compongono la loro squadra. Per tale ragione i tecnici devono considerare come propria responsabilità la trasmissione di questi valori morali impegnandosi al rispetto dei seguenti principi: promuovere lo sport e le sue regole esaltandone i valori etici, umani ed infrantueli, rispettare gli ufficiali e i giudici di gara nella certezza che ogni decisione è presa in buona fede ed obiettivamente, rispettare tutti gli atleti sia della squadra propria che di quelle avversarie, evitando atteggiamenti, frasi o gesti che possano offenderli, sostenere e partecipare ad ogni iniziativa societaria volta alla promozione dello sport, dei suoi valori e principi etici o comunque con finalità di carattere sociale ed educativo. Articolo 6. I genitori degli atleti. La condotta dei genitori degli atleti durante gli allenamenti e soprattutto durante le gare deve essere basata sul principio che lo sport serve essenzialmente ad educare i giovani alla convivenza civile, al rispetto dell'avversario ed alla condivisione dello spirito del gioco. Il tifo e l'entusiasmo per la propria squadra non deve mai mirare ad ostacolare o infastidire le squadre avversarie. I genitori degli atleti, pertanto, si impegnano a non esercitare pressioni psicologiche eccessive sugli atleti per il perseguimento dei soli risultati sportivi, astenersi da atteggiamenti, frasi o gesti che possano offendere gli atleti in campo e all'articolo 8 azioni disciplinari. L'obiettivo dell'associazione è quello di educare allo sport e di formare, non di punire. A questo If I had my say,